Palma di Montechiaro ha un nuovo vice sindaco, la nomina è arrivata ieri sera direttamente dal sindaco di Palma Stefano Castellino dopo le dimissioni di Maria Antonietta Lovasco, dimessasi per motivi personali. Si tratta di Rosaria Bella, laureata in psicologia. In 2 anni Maria Antonietta Lovasco ha ricoperto nel migliore dei modi il ruolo di vice sindaco e assessore, afferma il sindaco Castellino, con risultati straordinari, mostrando una grande professionalità, impegno e dedizione alla città. Inoltre il suo ruolo all'interno della mia amministrazione non si esaurisce con le dimissioni, perché come sempre ho fatto con i miei ex assessori da 7 anni a questa parte, anche lei potrà continuare a dare il suo contributo. Diamo quindi il benvenuto alla nuova vice sindaco, che tra l'altro è esperta nei servizi sociali, ci darà un forte contributo in termini professionali e umani e continueremo nel percorso di crescita intrapreso da tempo dalla nostra amata Palma di Montechiaro. Anche se cambiano gli interpreti, i risultati sono stati sempre gli stessi. Ringrazio il sindaco Castellino dell'opportunità che mi ha offerto. Le prime parole del nuovo vice sindaco: spero di poter realizzare con correttezza ed entusiasmo l'incarico che mi è stato dato. Oggi abbiamo proceduto alla nomina del nuovo vice sindaco. Il vice sindaco uscente Antonella Lovasco ha rassegnato le sue dimissioni per ragioni evidentemente di impegni personali e professionali. La ringraziamo davvero per quanto fatto in questi oltre 2 anni che ha ricoperto il ruolo di assessore e vice sindaco, ha rappresentato l'amministrazione in diverse occasioni, portato avanti le sue deleghe con impegno, passione, abnegazione, e di questo noi le saremo grati. Siamo altresì convinti che il suo ruolo all'interno dell'amministrazione non finisce oggi, che come ben sapete è l'amministrazione che ho il privilegio di guidare. Chi vuole dare il proprio contributo al di là del ruolo che si ha nel momento lo può sempre dare. Sono convinto che Antonella continuerà a far parte di questa amministrazione a servizio della città. Diamo il benvenuto al nuovo vice sindaco Rosaria Bella, tra l'altro un'esperta del settore dei servizi sociali, quindi abbiamo mantenuto le stesse deleghe oltre a quella di vice sindaco. Siamo convinti che darà un forte contributo in termini professionali ed umani e continueremo questo percorso di crescita e di rinascimento della nostra città, dove magari alcune volte cambiano gli interpreti, ma lo spartito rimane sempre lo stesso. Ringrazio il sindaco per la fiducia mostratami sia per il ruolo di vice sindaco sia per il ruolo come assessore a diverse deleghe ai servizi sociali. Ringrazio tutti, insomma, la Giunta e il Consiglio, e spero di poter realizzare con entusiasmo e con correttezza e cordialità, insomma, l'incarico che mi è stato posto.